che domani non sia mai. Io con te ho vissuto una favola che nessuno mai la saprà raccontare. Stringimi fino all'ultimo brivido, La nostra stella lassù sarà sempre con noi. Dimmi che puoi sentirmi, puoi capirmi, perdonarmi, fammi cantare ancora una canzone prima che sia domani. Fammi sentire l'onda del tuo respiro, fatti abbracciare e balliamo l'ultimo valzer, regaliamoci il meglio di noi. Io con te, quanta vita in un attimo, notti limpide con la festa nel cuore. notti buie che a pensarle spaventano, Notti di felicità che non scorderò mai. Dimmi che puoi sentirmi, puoi capirmi, perdonarmi, fammi cantare ancora una canzone prima che sia domani. Fammi sentire l'onda del tuo respiro, fatti abbracciare e balliamo l'ultimo valzer, regaliamoci il meglio di noi. Tutti insieme, vai! Ciao ragazzi! Fammi cantare ancora una canzone. Fammi cantare ancora una canzone. Fammi cantare ancora una canzone. Buonasera e benvenuti. Ciao ragazzi, fammi cantare ancora una canzone. Beh, dir la verità, questa sera ne canteremo un po' più di una, però Sì. iniziare coi Pooh alle spalle e Juanita di fianco, io non chiedo niente di Pooh. niente di più, certo. Non chiedo niente di più. Ciao Juanita, buonasera. Ciao, buonasera amici a casa. Buonasera e benvenuta a te, benvenuti ai nostri amici a casa. Sarà un martedì fatto di tante belle canzoni, allegre, canzoni romantiche. Voi fatevi sentire al 348 80 40 254. Anche perché questa canzone diceva: io con te quanta vita in un attimo. Se penso che 4 anni fa ero lì alle prime puntate, amici a casa, ma quanto tempo abbiamo passato insieme? Ma tantissimo. Sono 4 anni della mia vita. Un'ora al giorno sono 4.000 ore. Giusto? No, sì, non è vero. Non no. lo so perché non Sì, ho perché fatto siamo il alla conto. 1000ª puntata. No, non è una boiata questo. Ho fatto i conti malamente, ma chi se ne frega. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, quindi fatevi sentire, per le vostre fotografie, per i vostri compleanni e per i saluti alla Juanita, nonché le vostre richieste. Certo, e anche al Peiretti. E soprattutto
soprattutto. Allora, sono le 20:07, buon lavoro al nostro regista di questa sera che si chiama Federico. Ciao Fede. Federico, buon lavoro. Spero che l'audio sia tutto a posto. Noi adesso continuiamo con la musica qui in Casa Peretti perché andiamo a incontrare dei figli particolari. Una volta c'erano i figli dei fiori, invece questi no, perché sono figli delle stelle. Vai Juanita. Vado. Tutti insieme a noi, sulle manine, wow! Come le stelle noi, soli nella notte, ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Alla voce Juanita Cocorita. No, Cocorita no, te lo vieto, È bello Juanita No, Cocorita. non è bello. Non è bello? Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Perché? Perché hai questa discriminazione contro le cocorite? Perché? Perché? No. Beh, Allora, Juanita Cocorita. Io ho sempre avuto anche delle cocorite a casa davvero? da bambina e pensa che sono anche riuscita a fargli fare il cocoritino. Cosa vuol dire? È che una cocorita maschio e una cocorita femmina in Ah! casa Ah! è difficile che riescano a fare il cocoritino. Ma E tu invece l'hai c'eravamo- visti nel mentre? No, ho visto poi solo Mentre copulavano? il bambino. Hai visto solo il cocoritino? E facciamo una cosa, voi avete di sicuro degli animali in casa, che siano cani, gatti, cocorite? Bene, dai, mandateceli in onda. 348 80 40 254, è arrivata la puntata dedicata ai vostri amici a casa. Sì. Quindi va bene i messaggi, richieste, fotografie, eccetera, come ho detto prima, va tutto bene, ma questa sera sforzatevi un pochettino di più. Ma sai cosa? Fammi finire. E mandateci la foto dei vostri animali che avete in casa, così le mandiamo in onda e li salutiamo, magari qualche coccorita sentendo il suo nome alla TV si gira. Pensa Sì. che bello. Adesso No, dica, dicevo, perché magari potrebbero anche raccontare come ho raccontato io questo aneddoto, Sì. se hanno avuto esperienze con i loro se avete animali. fatto le voyeur, cioè Ma no, ho Ma anche salvato tu, un scusa. animale, Ah, beh, bello, sì. dato il latte a un coniglietto piccolo, che ne so, queste cose carine. Ci credi se ti Viva dico gli animali. che ti dico Io che amo gli animali. Sì, anch'io. Ci credi che se ti dico che io ho allattato una tigre? Sì? Se mia mamma è all'ascolto e mia mamma è all'ascolto dovrebbe avere una fotografia, se può mandarla al 348 80 40 254,
c'è un momento che sono andato in Thailandia Ok. a fare tante cose belle, tra le quali sono andato a allattare un tigrotto. Era un tigrotto grosso così, bellissimo, e quindi vedi. se mia mamma è pronta all'ascolto, vediamo un po' se... Se riesci a trovarla. Vabbè, questo Vabbè. è per forza, mamma non diventa matta, ci Certo. mancherebbe. Voi allora fateci sapere se avete avuto esperienze con i vostri animaletti, qualcosa di Sì. bello, se avete salvato un gattino, un cagnolino, Esatto. e mandateci la foto. Comunque ti stai sbagliando. Ti stai sbagliando. Lo so, No, ti pensavo stai- fosse lei, invece non No, lo è. ti stai Succede. sbagliando. Che hai visto? Non è. No, non è. No, non è Francesca. È sempre a casa che aspetta me, ma non è Francesca. Ok. Tutti con noi, ma davvero tutti. Questa era musica, questa. Ti stai sbagliando, che hai visto non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché e vive per me. Come quell'altra è bionda però non è Francesca. Era vestita di fiori, lo so, ma non è Francesca. S'era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più. Chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più perché lei vive per me. Siamo in diretta, sono le 20:15 e voi siete pronti a scrivere. Comunque questa canzone, che sia stata cantata da Battisti, dai Formula 3, questa è la versione dei Formula 3, ha sempre un fascino particolare. Bellissima. Quando un uomo vede se era abbracciata poi, non può essere lei, ti stai sbagliando, Francesca vive per me. Però a volte succede che tu sei convinto che lei viva per te, invece era proprio lei abbracciata a quell'altro. Sì, ma anche Se la vi- davanti all'evidenza tu non ci credi. No, perché a volte è difficile, è molto difficile lo capisco. negare l'evidenza, soprattutto in amore. Ricordo, per chi si fosse collegato tardi, Juanita ha avuto un'idea questa sera, quella di mandare in onda le foto dei vostri animali, i vostri racconti, se avete salvato il pulcino Pio. Com'è che faceva già? Sì. Il pulcino Pio. Che odiosa, l'ho rimossa Sì, parecchi facilmente. anni fa, Salutiamo non lo so. chi l'ha scritta, che ci guarda tutte le sere. Va bene, andiamo a cantare un altro pezzo, andiamo a scatenarci un pochettino, perché comunque sia, di giorno puoi fare tutto ciò che vuoi, Sì. ma ricordatevi sempre che poi arriva la notte. Wow! Se di giorno non ti penso,
che poi ritornerai come ogni notte insieme a loro e di fantasmi miei. Ma stanotte dormo fuori, dove no, non lo saprai. Poi nel silenzio della sera sento chiari i passi tuoi. Sei già qui, che cosa ancora vuoi da me? Ed invano io cerco di afferrarti, ma tutti! La notte, la tua immagine è come il vento, sei di più, sei tu. La notte, io ti cerco, ti trovo e ti perdo, finché il giorno verrà. Ma la notte, i tuoi occhi mi guardano dentro, sei di più, sei tu. La notte, io ti chiamo, ti voglio e ti sento, quando all'alba ritorni da lui. La notte, sì, la notte, ma la notte, la tua immagine è come il vento, sei di più, sei tu. La notte, io ti cerco, ti trovo e ti perdo, finché il giorno verrà. Ma la notte, i tuoi occhi mi guardano dentro, sei di più, sei tu. La notte, io ti chiamo, ti voglio e ti sento, quando all'alba ritorni da lui. La notte. Che poi Sì, questo brano è stato oggetto di tante polemiche perché Sentiamo. non si sa se gli ABBA abbiano copiato Pupo o Pupo abbia copiato gli ABBA. Abba copiato gli ABBA è difficile. Abbia copiato gli ABBA. Perché? perdonami, con quale canzone? Allora, con questa, guarda, perché l'intro è esattamente uguale. Non lo so. Eppure sei tu la fans degli ABBA. Sì, e hai ti ragione. garantisco che c'è un brano che è lo stesso intro. Basterebbe sapere chi l'ha scritta prima, tipo. Chi lo sa? Chi lo sa? Una Beh, noi volta nella non basta, pubblicità una volta magari non basta. andiamo a... C'è Giuliano Falco per C'è questo. Giuliano Falco, Giuliano. pensaci tu. Pubblicità, torniamo subito. Torniamo adesso a parlare di cose molto importanti per Casa Peretti, molto importanti anche per voi a casa. Regia, sei pronta? Perché voglio fare la grande carrellata di eventi del fine settimana, grandi feste in tutto il Piemonte e siamo orgogliosi di poterne parlare qui in diretta. Allora regia, ci siamo? Partiamo con l'associazione Vivi la Rocca. Vai regia, fammi vedere. Ecco l'associazione Vivi la Rocca, giovedì 11 luglio a Perinvetta con un grande aperitivo e la musica di Antonio e Gianni, che salutiamo, che sono due grandi musicisti che prima o poi vorrei anche in Casa Peretti. Questo è un invito ufficiale. Mentre venerdì 12 luglio, sempre in punta alla Rocca di Cavour, c'è la musica di Enrico Peiretti, grazie, insieme a Alessia Chelucci, e andremo a cantare tante belle canzoni e si mangerà la paella. Wow. Regia, sono già sotto io, regia, se puoi alzare un po'. Ecco, brava, bravissima. Rocca Fest, ingresso col menù a 20 euro, si inizierà a cantare dalle ore 21:30/22, speriamo nel bel tempo. Mi raccomando, prenotate giovedì e venerdì, giovedì 11 luglio e giovedì 11 e venerdì 12 luglio. Grazie regia, passiamo all'evento successivo, perché Saint Jean in collaborazione con la panetteria torinese organizza
organizza la Torinese by Night. Sabato 13 luglio a Luserna San Giovanni in via Ribet dalle 15.30 gonfiabili, trucca bimbi e merenda golosa dalle 19. Regia. Grazie. Dalle 19 cena con menù, pizza, bibita, dolce a 13 euro, menù bimbi a 10, patatine fritte, taglieri, salumi e formaggi. Dalle 21 musica dal vivo con Enrico Peiretti, dai che ci si diverte. Poi alle 23 ragà, spaghettata per tutti offerta dalla panetteria torinese e il caffè a cura dei miei amici della Proloco. Vi aspettiamo in via Ribet, Luserna San Giovanni, quindi un altro grande sabato insieme. Ma le cose belle non finiscono qua. Vai regia, perché parliamo di Villa di Verzuolo. Prendo il cellulare in mano perché di Villa di Verzuolo devo raccontarvi delle cose diverse da ieri, che vado subitissimo a prenderle. Allora, innanzitutto bisogna ricordare che questa grande sagra dell'agnolotto della Villa e del Villuccio, la seconda edizione dal 12 al 14 luglio, però chi organizza ci tiene a dire una cosa, che gli agnolotti sono con un gustoso ripieno di carne e spinaci. L'agnolotto della Villa sarà la superstar salata di questa seconda edizione della sagra dell'agnolotto della Villa e del Villuccio, preparato con cura dalla gastronomia Sale Pepe, che gelosamente ne custodisce la ricetta segreta utilizzando ingredienti provenienti dalle nostre valli. Potrete gustarlo tutte le sere accompagnando i vari appuntamenti musicali di intrattenimento e della kermesse. Quindi però adesso andiamo a vedere proprio quali sono gli intrattenimenti musicali. Vai un po' su regia, gentilmente, grazie. Il 12 luglio abbiamo l'orchestra di Matteo Bensi, un caro amico di Casa Peiretti che salutiamo, mentre il 13 luglio, regia non leggo. Grazie regia, grazie. 13 luglio alle 21.30 Alberto Baraldo e gli Omnisphere Quartet. Ricordo che tutti gli eventi sono al Castello di Verzuolo, mentre il 14 luglio alle 21.30 si balla latinoamericano, il ballo caraibico con Piero ed Elena e l'Emotion Dance. Quindi sono altri 3 giorni bellissimi a Villa di Verzuolo. Salutiamo anche tutta la Proloco di Villa di Verzuolo, che ci sono amici, certo, sono veramente amici. Margherita e poi raga, sono persone stupende. Andiamo avanti perché gli appuntamenti questo weekend non finiscono qui, perché abbiamo Bibbiana, il luglio bibbianese, venerdì 12 luglio la gran grigliata, musica con i Mega 90, la musica che ci ha fatto ballare me Juanita, la musica dei nostri tempi. Sabato 13 luglio viene a festeggiare i 140 anni del comitato CRI di Torre Pellice, grande caccia al tesoro organizzata proprio dalla Croce Rossa Italiana di Torre Pellice. Poi alle 20 una gran grigliata, costine e salsiccia, antipasti, agnolotti a ragù, dessert, e alla sera si balla con i Lady Party, Arianna e Giulia Frencia, che salutiamo. Domenica 14 luglio si parte al mattino presto e noi saremo lì al mattino presto alle 9 a riprendere una grande domenica, perché inizia con il ritrovo delle auto storiche Vespini, con la partecipazione delle telecamere di Rete 7 alla mezza, pranzo aperto a tutti ma con la prenotazione obbligatoria. Intrattenimento musicale durante il corso della giornata col DJ Falco Gianluca. Alle 18 esibizione di ballo della scuola Panda di Bricherasio. Alle 20 una gran grigliata come tutte le sere, a seguire il maxi schermo con la finale degli europei, con tanto rammarico perché quest'anno, mamma mia, avessero giocato un po' più con grinta si poteva arrivare in finale. Quest'anno si poteva arrivare in finale, ma dalla domenica passiamo al lunedì, perché lunedì avrò il grande piacere di stare sul palco con la più bella donna d'Italia, Miss Italia Francesca Bergesio, e poi ascoltare la musica degli 883 con Max Mania. Martedì 16 luglio abbiamo una grande camminata aperta a tutti, una grande camminata in Bibbiana.
sempre la grigliata e la musica col mio amico Enzo e Massimo, che Bene. salutiamo. Ciao. Ragazzi, quanti appuntamenti che vi ho dato. Tantissimi. Dovete semplicemente soltanto scegliere dove andare, scegliere cosa fare. Ci sono musiche diverse, quindi abbiamo Matteo Bensi da una parte, abbiamo la discoteca dall'altra, abbiamo Peiretti Super La Rocca a Luserna, cioè ragazzi, Un giorno di qua, un giorno di là. esatto. A proposito degli 883, visto che lunedì sera ci sarà la cover band degli 883, voglio cantare un brano degli 883 che a me piace molto, perché è la storia di un amico che purtroppo non c'è più, e chi canta questa canzone può solo pensare una cosa: se tornerai. Ti ricordi quell'estate in moto anche se pioveva? Tentavamo un po' con tutte, cosa non si raccontava. Ci divertivamo anche con delle cose senza senso. Questo piccolo quartiere ci sembrava quasi immenso. Poi le strade piano piano ci hanno fatto allontanare. Il motivo sembra strano, non lo saprei neanche dire, solo ti vedevo qualche volta in giro con quegli altri. Tu che mi dicevi qualche sera passerò a trovarti, io che avevo i fatti miei. Ti ricordi quella con quegli occhi grandi che anche tu mi dicevi è troppo bella? Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però creo dimmi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Forse è stato tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, troppo grande per noi. Ti ho rivisto stamattina sul giornale, la tua foto, stesso su quella banchina, non sembravi neanche tu. Forse te la sei cercata, o forse non sei stato forte, non mi importa, ma non so se eri pronto per la morte. Io che ho sempre i cazzi miei con un'altra donna con degli occhi grandi, che anche tu mi diresti è troppo bella. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però creo dimmi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Una delle canzoni di sicuro non più famose degli 883, ma quanto è bella. Ragazzi, ma quanto è bello questo brano. Ed il bello di Casa Peiretti che non abbiamo una clessidra, quindi noi possiamo cambiare un po' il tempo. E l'unico modo con il quale possiamo cambiare il tempo è andare a cantare canzoni degli anni 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, Certo. 20, 30, 40. Ah no, quelle non sono È ancora l'unico modo per state poter fatte. andare avanti e indietro senza avere la macchina del tempo. Esatto. E siete pronti a cantare con me? 1, 2, 3, go!
quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate chi lo sa, sognando ad occhi aperti. Storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e il vento l'immensità del mare spandersi dentro e come una carezza calda illuminarmi il cuore. E poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio, colmarmi in tutti i sensi, sentirsi il sole vivo tra le montagne grandi e i grandi spazi immensi. E poi tornare qui, riprendere la vita dei giorni uguali ai giorni, discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni. Non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme che fa piangere. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Tutti, se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai. Go! Cocciante remix. E poi tornare qui, riprendere la vita e sembra senza vita, discutere con te così in pochi istanti eterni. Non lo posso accettare. Che vita è restare qui a lavorarmi in discussioni sterili, giocare con te a farsi male il giorno, di notte poi rinchiudersi. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi, per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai, sai. E adesso vieni Juanita perché andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Federico in regia, vamos! Grazie. Casa Peretti, una girandola di musica. Grazie Dani, una girandola di musica. Ciao Dani, Non mi buonasera. avevano mai definito una girandola di Però ci musica. sta, Mi piace. Buon onomastico Letizia da mamma e Mati e San Letizia. Auguri! San Letizia, ciao Letizia, ciao mamma e ciao Mati, grazie. Grandissimi, da quando vi ho conosciuta non smetto più di seguirvi. Un saluto Isabella, ti amo. Ma che bello, grazie Isabella. Grazie mille, ti ama. No, Isabella ti amo, secondo me è una dedica alla persona che è accanto. Ciao Peiretti, un saluto da Gin Gin, sopra la testa di mia mamma Alex da San Giacomo. Amore! Questo è Che bellissimo. bello, Gin Gin. Che c'era una volta c'erano le ragazze Cin Cin e adesso c'è Gin Gin, bello, sempre il meglio. Casa Peretti, bravi. Lilli da Rorà, grazie Ciao Lilli. cara Lilli, ciao.
Eccoli, bravi, ciao ragazzi, ho avuto il piacere di incontrare Giaveno, tanti amici tra i quali loro. Ciao Giaveno. Due voci bellissime. Bravo, lui poi ha cantato Tiziano Ferro in una maniera che a me è piaciuta Wow. tantissimo. Bravi, sono quello che ha cantato Tiziano Ferro a Giaveno, vedi che io ricordo. Ricordavi giusto. I remember. Uno squadrone al torneo del Duomo, bravi ragazzi! Bocca al lupo! Il torneo. Credo ci sia anche mia sorellona là. Bravissimi, ciao da Maddalena! Ciao, Maddalena! Grazie! Ma quante volte nella vita siamo ricchi e non lo sappiamo, è vero. Un saluto musicale da Poleo, adottato ormai 3 anni fa dal canile di Piossasco, e Annalisa Fabio, stavolta da Pragelato. Questa è una bella cosa. Bravissimi, Questa grazie. è una gran foto, è un gran messaggio. Ricordiamo anche che d'estate non si abbandonano gli animali, Enrico. È un gran messaggio che non solo avete mandato a noi, ma un gran messaggio per tutti voi a casa. Siete la coppia d'oro della musica, viva Casa Peiretti, Giovanni da Alessandria. Ciao! Addirittura, grazie Giovannino. Salutiamo anche Albano Romina, tie. Laila e Chicco vi già. presentano la cucciola Titti che saluta Amore. tutti. Oh, Casa Peiretti, che Hai bella. visto che bella che è? Che bella, Titti! Ciao, Titti. Ma non dovevate chiamarla Juanita? Vabbè. Alessia, sempre più grande come voce, come sempre simpatica, ma la zia Marta ti batte. La zia Enrico, Marta. sempre più rocchettaro. Una serata come sempre super fantastica. Un abbraccio forte dai vostri fans. Bette, Tino, bacio. Ciao Betta, ciao Tino. Ciao Betta, ciao Tino e salutiamo tutta Volvera all'ascolto. E ciao Daniele e Bubu da Torino che fa pure caldo. già. Sì, ciao Daniele, bellissimo Bubu. Meraviglia. Qua dentro non riusciamo a volte neanche più a connettere, talmente fa caldo. Ciao Alessia, sei tornata con la tua bellissima voce. Enrico, mio babbo, tra 3 giorni arriva la soglia dei 99. Wow. Venerdì lo saluto in diretta, si chiama Giuseppe. Ciao Maurizio Villadosso. Venerdì non andiamo in onda, ma se tu ci mandi una foto del babbo, noi giovedì la mandiamo in onda. Perfetto, sì, Mi assolutamente. raccomando, venerdì c'è lo speciale, uno speciale bellissimo sulla fiera di Bagnolo, l'associazione Borgotto. Bravi ragazzi da Lady Erika. Ciao Lady, ciao Enrica. Oh Lady, messa così. Amore. Che amore, che meraviglia. Ciao Enrico, aprite il programma sempre con belle canzoni. Siete bravissimi, Alessia è bellissima, vi guardo tutte le sere, dice Angela. Grazie Angela, grazie di cuore, ciao. Questo messaggio ci tengo a sottolinearlo perché l'apertura di Casa Peretti è una cosa che mi studio sempre, credo che sia sempre una piccola emozione, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. Ken e Toki, Lilli, 2 fratelli da Caltignaga, Novara, siete fantastici. Da Caltignaga, guarda che Sono 2 meraviglie, davvero. Blasone, vieni qua. È lì Blasone. È già lì, è già Andiamolo a pronto. prendere, tu leggi il prossimo. Ciao Enrico, ciao Alessia, siamo tutti figli delle stelle che viaggiano nella notte. Un abbraccio da Amedeo. Ciao Devi Amedeo, sei dimagrire un po' ragione. perché sei Effettivamente pesante. Ti metto hai qua ragione. vicino a noi. Oh, però Sì. dimagrisci un po' perché sei diventato 20 un po' kg di grosso. gatto. A proposito di 20 kg di gatto, ciao Casa Peretti, anch'io ho avuto le coccorite da piccola. Sì? Una verde e una azzurra. Sono innamorata degli animali. Sono cresciuta con gatti, cani, coniglietti, cavalli e daini. Salvato e nutrito gattini piccoli, scoiattoli. Avrei dovuto fare la veterinaria. Un simpatico saluto da me e il mio amico Bambù che incontro tutte le mattine sul mio cammino. Siete come sempre fenomenali, bravissimi, bellissimi Enrico e Juanita. Che dire, vi adoro sempre. Antonella da Grugliasco. Ma che... Grazie Antonella, grazie Ma mille. guarda che Grazie. gattina che ce Un l'ha. abbraccio grande Guarda, grande. Guarda che gattina che ce l'ha. Ma cosa mi guardi a me? Guarda là. Niente. Enrico, che bella interpretazione degli 883, siete fantastici. Un bacione da Enrica di Rivalta, grazie. Ciao. Vi ricordo gli 883 cover band lunedì sera a Bibiana. Enrico, che belle... questa l'avevo già letto, però l'avevo letto bene, quindi... Vai con questo. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete meravigliosi. Vi postiamo una foto di Milly, ora presa con il suo gioco preferito, un osso. Noi Milly 4 anni fa l'abbiamo adottata per non farla finire al canile, Wow. visto che i precedenti padroni non la trattavano bene. Un abbraccio grande Stefano, Gabriella e Milly. Cuore grande, grazie ragazzi, grazie Grande gesto. mille. Prendete esempio a casa, Sì. prendete esempio da questo messaggio. Enrico, sei proprio un bel fiel.
Stai benissimo con questo taglio ai capelli, bellissima serata. Betta, grazie, facciamolo vedere bene. Certo, in tutti i lati. Nel frattempo mi ha scritto Ciao, Giuliano Betta. Falco, Sì? tornando al discorso del plagio, praticamente la canzone degli ABBA è questa, dovrebbe essere The Winner Take It All, che è molto simile se non uguale alla Notte di Pupo. La nostra adorata Sferbi, ciao Enrico, top, Piero da Cavour. Ciao, Piero. Sferdi, non capisco perché non lo leggo bene, però è bellissima. È meravigliosa. Oh, guarda, che sguardo. Oh, bello, che sguardo bello. serio, bella. Super Alessia con Mia, brividi, Laura e Angelo da Mondovì. Grazie ragazzi, grazie mille. Un abbraccio. Eccolo Ciao, qua. ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Alessia Cheluti, siete fantastici, meravigliosi. Buona serata ad Antonio Primitieri. Ciao, Ciao Antonio. Antoine Hai visto? Primitieri. Antoine. Sono le 20:58, a me non resta che ringraziare Sì. Giuliano Falco sempre, darvi appuntamento a domani sera, un'altra grande puntata di Casa Peretti. Chi c'è domani sera? Chi c'è domani sera Non qui lo so, con me? non lo so. Ve lo dico. Oh, c'è Luciano con la sua chitarra. è vero. E c'è anche un parente di Luciano. Lo zio. Oh, c'è lo zio di Luciano. Sì. Luciano si porta lo zio domani sera. Bene. Grande ci sarà anche zia Marta? Non lo so, devo Secondo me chiedere, sì, vediamo. la convinco io. Non lo so. Volete zia Marta domani sera? La volete? Sì che la Vediamo. volete. Ringraziare Federico per l'ottimo lavoro in Grazie, regia. Fede. Ogni tanto io sgrido perché pretendo tanto, ma sei stato fantastico. Non Bravo sgrida Federico. solo te, Fede, fidati. Alla voce Juanita Alessia Chelucci. Grazie. Juanita Cogorita. No, va bene. E allo sgrido No, Enrico Peireti. Non è vero. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 Piemonte Più, a breve, fra mezz'ora circa, alle 21:30. Ringraziamo Blasone per la presenza, anche se non hai fatto niente. Facciamo così, visto che di qua ti vedono poco. Signori e signori, arriva Blasone nella vostra TV. Guarda che sguardo sveglio che ha. Guarda che ricoglionito È che bellissimo. è ricoglionito. Sempre. Ragazzi, Amore. ci vediamo domani per un'altra grande puntata. Vi abbiamo dato degli appuntamenti, veniteci a trovare nel weekend, ma soprattutto non cambiate mai l'idea di accendere la vostra TV alle ore 20 e mettere sul canale 13. Grazie, ciao! Ciao a tutti! Ciao.